Ciao a tutti, oggi saliamo per il Col Visentin dove si può ammirare un paesaggio stupendo. Poi attraversiamo il Col del Pello, una dorsale parecchio accidentata ma suggestiva per incrociare la strada che porta al Pian de Efemeri. Da qui prendiamo una strada persa per le montagne che ci porterà sul Nevegal passando per Limana. Saliamo in sella alla Tigre e partiamo. In questo giro troviamo un po' di tutto: asfalto, cemento, sterrato, strade bianche, strade pianeggianti e discese vertiginose, o quasi. Adesso gustiamoci un po' la strada e il sound del 3 cilindri trailer. Quando passo dentro a questi boschi mi sembra di essere in una favola. Alla mia sinistra il bar della Borgata.
Ecco lo spettacolo dal Col Visentin visto in volo. Da qui, con una giornata limpida, si può vedere anche il mare. Adesso imposto la mappa off-road perché il pezzo di strada che devo fare è abbastanza sconnesso. Questo è il pezzo più brutto del giro, brutto come strada, non come posto. Ci sono due teorie, forse vere entrambe, sull'origine del nome di questo altipiano. La prima riguarda le donne dei pastori e malgari, che arrivavano fino a questi luoghi dai villaggi più a valle, per portare cibo e tutto il necessario ai loro uomini che passavano l'intera bella stagione a lavorare in alta montagna. La seconda teoria, invece, racconta che tra questi sentieri le donne già nell'Ottocento fossero le protagoniste di scambi e commerci di contrabbando. Essendo molto meno sospettabili degli uomini, erano loro a trasportare merci proibite quali il tabacco, da una regione all'altra del regno. Ma il pian delle Femene acquista la sua maggiore importanza durante la Seconda Guerra Mondiale, quando tra queste montagne si combatterono le battaglie della resistenza tra brigate partigiane, Mazzini e Tollot, e le truppe tedesche e le squadre fasciste. Si dice che la guerra sia una questione maschile. La verità è che dove ci sono soldati che si combattono c'è sempre un esercito di donne che li sostengono, che li curano, che portano loro cibo, medicinali, armi, munizioni e tutto ciò che può loro servire per sopravvivere e combattere in montagna. Ed ecco che tra il 44 e il 45 questi sentieri vennero calpestati dalle donne della Resistenza, partigiane esse stesse, staffette o semplici portatrici che rifornivano le brigate del necessario. Niente di romantico, niente di poetico, niente di retorico,
Spesso erano le stesse madri dei partigiani, ragazzi adolescenti o giovani appena ventenni, che camminavano fino ai loro bivacchi per portare conforto. Anche se non sembra, qui c'è una bella pendenza. Il video non rende giustizia. Su queste strade c'è una pace irreale. Vien voglia di correre piano per non disturbare.
Visto che siamo in zona, facciamo 2 foto alle cascate di Cornolade. Giretto veloce al lago Restello dove spicca la torre di San Floriano. Faccio il giro sotto i piloni dell'autostrada e poi rientro. Questa è la chiusa del Restello e sopra la roccia c'è la chiesa di San Floriano.